Allora, riprendiamo il mercato dell'energia, ci sono un bel po' di cose da raccontare ancora. Allora, vediamo un pochettino come funziona. Abbiamo visto che c'è una legge annuale, la 124, sulla concorrenza, approvata nel 2017, che stabilisce appunto la fine del servizio di maggior tutela del mercato elettrico dal 1 luglio 2019 e questo comporterà questi importanti cambiamenti. Che cos'altro c'è da sapere? Il valore delle agevolazioni. Allora, perché a un certo punto dal 2018 per l'energia elettrica l'agevolazione 2018 varia a seconda dei componenti della famiglia. No, forse il bonus. Ma comunque il prezzo dell'energia varia nel mercato libero da esercente ad esercente, quindi da venditore a venditore. E per quanto riguarda diciamo, l'osso duro della bolletta sono i costi fissi. I costi fissi tra cui ci sono appunto gli oneri di sistema. E allora nelle bollette sia del gas che della luce c'è ecco, come vediamo in questa slide si parla degli oneri di sistema. Noi stiamo facendo una raccolta firme per modificare quello che è compreso negli oneri di sistema, perché attualmente paghiamo, oltre a una parte relativa ai bonus, di cui poi parleremo, che è la cosa positiva di questo importo, ma paghiamo anche gli incentivi per le aziende energivore, per la dismissione del nucleare, per le agevolazioni alle ferrovie dello Stato, quindi sono tutti importi che non riteniamo consoni nella bolletta del cittadino. Pertanto infatti abbiamo visto nel secondo trimestre del 2018 c'è una diminuzione del costo della materia prima, ma gli oneri di sistema aumentano, quindi alla fine sono quelli che pesano di più, per cui attraverso questa raccolta firme che si può effettuare sia agli sportelli di Federconsumatori che attraverso il sito internet in cui abbiamo appunto effettuato questa petizione, e cerchiamo di far ricalcolare questi oneri di sistema diminuendo il gravio del consumatore. Quindi voi che cosa auspicate sostanzialmente? Allora, noi auspichiamo che possano aumentare anche l'importo relativo appunto al bonus per il disagio economico di chi ne necessita, ma che tolgano tutti questi incentivi, questi importi relativi agli incentivi alle aziende. Esatto, allora i cittadini so che denunciano che a fronte di un consumo pari a 0 kW, quindi magari una casa è vuota, per utenze che non vengono utilizzate, le spese relative a oneri e quote fisse ammontano anche a 200 euro all'anno. Sì, perché poi c'è la distinzione tra l'uso domestico residente e non residente e l'uso non domestico, che però riguarda diciamo, la minor parte dei cittadini in ascolto. I costi tra il domestico e il non domestico aumentano, quindi sono tra una bolletta ad uso domestico residente e domestico non residente, ad esempio c'è una differenza di 135 euro l'anno, che non sono poche. E anche togliendo il consumo ci sono sempre questi costi fissi. Noi abbiamo tra le tasse e i costi fissi circa poco meno di un 50% della bolletta, sia per quanto riguarda l'energia che il gas. Quindi diciamo che è molto importante. Ma non vi pare fuorviante dire mercato tutelato, visto che di tutele non se ne parla? Anzi, mi sembra che quello libero sia decisamente più conveniente e danno maggiori garanzie. Allora, come dicevamo prima, non è detto, si parla di mercato tutelato non perché ci siano chissà quali tutele rispetto, perché poi ogni venditore agisce insomma, con i propri contratti e con le proprie competenze, però quello che è tutelato nel mercato di maggior tutela è proprio il costo della materia prima.
perché come dicevo questo costo non viene cambiato a seconda delle modifiche che il venditore vuole fare, ma dai cambi del mercato e quindi la valuta proprio che il mercato dà all'energia oppure al gas. Quindi questa è la tutela nel servizio di maggior tutela. Poi cosa c'è da dire nel mercato libero? Come accennavo prima, ci sono delle offerte che effettivamente si sono dimostrate più vantaggiose che non come prezzo nel mercato tutelato, però la difficoltà sta nel riuscire a capire qual è vantaggiosa per noi. Per cui ci sono delle offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile. Generalmente tra le due, parlo del mercato libero, quella a prezzo fisso è più conveniente, il prezzo viene aggiornato ogni 12 o 24 mesi, però bisogna stare attenti a quando cambiano il prezzo, dopo ovviamente aver fatto inizialmente una valutazione ponderata di quale. Allora l'autorità mette a disposizione nel proprio sito il trova offerte, che poi verrà modificato e verrà anche migliorato per avere dei confronti un po' più ragionevoli, però attualmente si può inserire il consumo annuo e vedere quale esercente offre diciamo il contratto migliore a livello di prezzo. Quindi questo già può essere un aiuto, però bisogna che ci siano dei parametri un po' più magari stringenti al riguardo, no? Sì. Quindi, poi diciamo che c'è anche la problematica del come lavora l'azienda, perché ci sono anche nel mercato libero, sono venuti fuori un sacco di reclami, un sacco di problematiche con queste aziende, perché appunto sono tante, c'è quella un po' più piccola, quella un po' più grande, però poi come lavorano bisogna verificarlo. Qua io leggevo una slide che appunto abbiamo anche messo in onda, stando ai dati diffusi dall'ARERA nel 2017, sulla bolletta elettrica gli oneri di sistema pesano per il 19,65%, a cui si aggiunge il 18,75% per il trasporto della materia energia e per la gestione del contatore, nonché un 13% per le imposte. Però voi fate appunto la raccolta firme per diminuire questi importi, però dura che vengano in qualche modo smantellati, perché effettivamente sono sempre fissi, che tu cambi operatore o meno, gestore, te li ritrovi. Allora diciamo che gli oneri di sistema sono quelli che a nostro avviso sono meno coerenti con la bolletta, perché abbiamo altrimenti il costo della distribuzione, cioè quando noi troviamo la voce che riguarda le spese di gestione del contatore, sono riferite proprio al costo del trasporto dell'energia fino al contatore e della misurazione del consumo, che poi noi consigliamo a tutti quanti di effettuare le autoletture in base anche a come è indicato in bolletta, perché nelle bollette troviamo i periodi e le modalità per segnalare il consumo. E quindi gli oneri di sistema, appunto proprio perché hanno questo incentivo aziendale che per un cittadino può anche non significare o comunque non va messo nelle bollette dell'elettricità, insomma. Invece ai noi purtroppo. Allora c'è un'altra questione, vediamo un altro messaggio che è arrivato. Le aziende con un certo numero di dipendenti dovrebbero ricevere un contributo da parte dello Stato per la realizzazione di asili interni. Sapete quanti problemi economici verrebbero risolti alle famiglie e in più lo Stato risparmierebbe in asili? Questo in risposta a quanto diceva. Questo è un problema importante, nel senso che ci sono grandi aziende che da anni insomma, hanno fatto gli asili nido interni, ma diciamo che noi come organizzazioni sindacali sempre di più siamo perché e anche in questo caso ci sono stati fatti accordi in questo senso. Se c'è la possibilità di una sinergia tra aziende e ente locale e comune, credo che sia meglio, perché adesso per esempio si sta verificando che ci sono comuni che hanno risorse, perché fare un asilo nido
richiede parecchie risorse, anche perché l'età da 0 a 3 anni è un'età particolare, il rapporto insegnanti-bambino certo. È molto più basso che in una scuola materna, e anche per le aziende è un costo non indifferente. E allora, per esempio, proprio anche in comuni qua vicini da dove stiamo trasmettendo, a Rubano, per esempio, è stato fatto un accordo con le organizzazioni sindacali e il comune, in cui c'è la possibilità per i dipendenti delle aziende di quel comune di avere la possibilità di portare i propri figli nell'asilo comunale, e le aziende integrano se uno non è residente, perché sappiamo che se io voglio portare un bambino in un comune diverso dalla mia residenza, devo pagare la quota più alta. Certo. E quindi trovare questa sinergia, questa collaborazione tra aziende e ente locale, credo sia forse la strada maestra, la strada più importante. E questo serve anche per venire incontro alle lavoratrici donne, no? Che così possono portare il bambino vicino a dove lavorano. Infatti, questo sarebbe auspicabile. Allora, andiamo in pubblicità, poi parleremo anche dei bonus e i beneficiari del bonus, tra poco.